Allora, dunque, la Convenzione di Stoccolma è stata adottata ormai nel 2001, al termine di 3 anni di negoziati che si sono svolti nell'ambito del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, che avevano appunto ad oggetto la protezione della salute umana e dell'ambiente da sostanze chimiche che rimangono nell'ambiente per lunghi periodi di tempo, che hanno un'ampia distribuzione spaziale, che si accumulano nei tessuti di grassi di esseri umani e animali e hanno impatti tossici sulla salute umana e sull'ambiente, in particolare sulle donne e, attraverso di loro, sulle generazioni future. Stiamo parlando, come contenuto della risoluzione, della messa al bando di 12 sostanze che sono soprattutto insetticidi, prodotti dell'attività industriale come i PCB e sottoprodotti come le diossine e i furani. La Convenzione di Stoccolma è ritenuto un documento di portata storica, ha determinato e determinerà risultati di enorme importanza per il controllo di queste sostanze, per la cooperazione tra gli Stati e per la protezione dell'ambiente e dell'intero pianeta, proprio perché queste sostanze hanno una diffusione che travalica anche i confini dei singoli Stati. La Convenzione, come dicevo prima, è stata approvata nel 2001, è in vigore dal 17 maggio 2004. Ad oggi è stata ratificata da 176 Paesi riconosciuti dalle Nazioni Unite. Fanno eccezione 10 Paesi, 10 Stati, tra i quali gli Stati Uniti, Malta e l'Italia. L'Italia ha firmato il trattato ma non l'ha mai ratificato, quindi sono passati ben 16 anni dalla convenzione, dall'adozione di questa convenzione, e l'Italia non ha mai ratificato, pur avendo promosso, ad esempio, l'adozione e la ratifica di questa convenzione da parte della Cina. Ci sono ad oggi in Parlamento numerose proposte di legge che chiedono la ratifica della Convenzione, ma perché è importante ratificare questa Convenzione? In sintesi, le parti che aderiscono alla Convenzione sono tenute a elaborare un piano d'azione nazionale, regionale o subregionale che si inserisca nel piano di azione principale per l'attuazione della Convenzione. Questo piano deve predisporre la valutazione degli scarichi e dell'efficacia della legislazione vigente, le politiche in atto per la gestione degli stessi e elaborare strategie per conseguire gli obiettivi della Convenzione. Inoltre, appunto, si ribadisce che è importante incoraggiare lo sviluppo di nuove sostanze e di nuove procedure per evitare la produzione non intenzionale di questi inquinanti organici persistenti. Stiamo parlando, quando dico produzione non intenzionale, di tutta una serie di fonti che hanno un potenziale molto elevato di produzione ed emissione nell'ambiente di queste sostanze, e per capire di cosa stiamo parlando nella stessa Convenzione si fa un elenco di queste fonti e questo elenco comprende incenerimento dei rifiuti, compreso coincenerimento, combustione di rifiuti pericolosi nei forni di cemento, produzione di pasta di cellulosa mediante cloro elementare o sostanze che generano cloro elementare, e processi termici dell'industria metallurgica, ovvero produzione secondaria di rame, sinterizzazione nell'industria del ferro e dell'acciaio, produzione secondaria di alluminio e di zinco. Quindi tutte queste industrie e questi procedimenti industriali, in maniera assolutamente non intenzionale, producono però hanno una forte produzione di questi inquinanti organici persistenti. Nella Convenzione si ribadisce anche che le parti sono incoraggiate a collaborare a vari livelli, compreso quello regionale e subregionale, e a predisporre un monitoraggio dell'evoluzione della presenza di questi inquinanti in riferimento all'ambiente e alla salute pubblica, incoraggiando ricerca e sviluppo.
Si evidenzia poi inoltre come sia assolutamente primario e importante informare e sensibilizzare il pubblico, i responsabili politici e l'industria chimica sulle disposizioni relative a questi inquinanti, sui rischi che essi comportano. Nella Convenzione sono state previste a tal fine misure specifiche, ad esempio la formazione delle persone interessate al problema. Allora, riteniamo che un ulteriore ritardo, dopo già 16 anni dalla stipula di questa Convenzione, nella ratifica non abbia giustificazioni né normative né finanziarie, in quanto le sostanze soggette alla Convenzione sono da tempo bandite o strettamente controllate, mentre altre ancora, come le diossine e i furani, dovrebbero già essere oggetto di interventi di contenimento. Purtroppo i campioni per la ricerca di diossine, furani e PCB che vengono effettuati in Italia sulla base del Piano Nazionale Residui sono assolutamente risibili di fronte alle esigenze e alle emergenze, e i laboratori spesso, appunto per ragioni finanziarie, sono costretti a limitare grandemente le analisi. Allora, proprio riguardo a questa questione va evidenziato come la ratifica della Convenzione, ed è forse il punto fondamentale, agevolerebbe l'accesso a fondi internazionali stanziati per la ricerca sui contaminanti persistenti, a cui potrebbero accedere quindi anche le 2 università regionali, l'ARPA e gli altri operatori insediati in Regione. Per concludere, riteniamo appunto sia necessario garantire il diritto alla salute, alla tutela della salute e dell'ambiente dal rischio chimico e tossicologico indotto da questi potenti inquinanti, che purtroppo continuano ad essere rilevati in grande quantità anche nella nostra regione. Voglio ricordare come dal catasto delle emissioni ARPA, che purtroppo è aggiornato al 2010, il Friuli Venezia Giulia da solo produce 21,5 grammi all'anno di diossina, contro la produzione annua dell'Austria, che è di 1,5 grammi, e della Svezia di 20 grammi all'anno. Quindi, detto ciò, riteniamo assolutamente improcrastinabile la ratifica di questa Convenzione, il fatto che ci distinguiamo quale Paese che ha firmato e non ha ratificato negli ultimi 16 anni questa importante Convenzione internazionale, e chiediamo appunto di fare voti al Parlamento e al Governo perché si attivino a calendarizzare al più presto le proposte di legge di ratifica che sono ferme in Parlamento. Grazie.